L'abbazia di Villanova sorge nell'omonima località che costituisce una frazione del comune di San Bonifacio, all'esatto confine fra le province di Verona e di Vicenza. Questa zona era anticamente lambita dalla via Postumia, la grande strada consolare, fatta tracciare nel 148 a.C. dal console Spurio Postumio Albino per collegare con lunghi rettilinei le città di Genova e di Aquileia. Proprio in questa zona poteva trovarsi un vicus attiguo a qualche villa, da cui deriverebbe per l'appunto l'appellativo di Villanova. Proprio all'interno dell'abbazia sono infatti concentrati molti reperti di epoca romana ascrivibili proprio a quel periodo. L'abbazia di Villanova è un complesso straordinario perché, nonostante le molte stratificazioni subite nel corso dei secoli, mantiene ancora integre e leggibili le sue strutture originali, quali il chiostro, la sala capitolare, la foresteria, che ci mostrano la magnificenza di questo straordinario complesso monastico. L'intero prospetto di facciata, come detto in precedenza, fu riedificato completamente in seguito al terremoto del 1117. La facciata presenta un prospetto diviso in 4 salienti che sono rimarcati dalla presenza di questi 2 contrafforti a sperone. La parte bassa del prospetto ha una muratura in sola pietra, mentre quella superiore alterna pietre e mattoni, secondo un'usanza tipica del romanico veronese, per concludersi poi con queste teorie di archetti pensili. La storia millenaria dell'abbazia vide alternarsi momenti di splendore ad altri di decadenza. L'impianto monastico fu fondato all'inizio del XII secolo dal conte Alberto di San Bonifacio, uno dei più illustri vassalli di Matilde di Canossa nel nord Italia. Nel 1135 questo illustre personaggio dettò il suo testamento, con il quale lasciò ai monaci benedettini dell'abbazia tutti i suoi beni, compresi fra gli episcopati veronese e vicentino. Nel 1136, inoltre, l'abbazia fu posta alle dirette dipendenze papali con l'annessione al monastero di San Benedetto di Polirone. Le sorti del monastero decaderono nei secoli XIII e XIV, sotto le dinastie Ezzeliniana prima e Scaligera poi, salvo poi risollevarsi fra la fine del 300 e l'inizio del 400 sotto la guida dell'abate Guglielmo da Modena, illustre mecenate di opere artistiche. Nel 1442 il monastero passò in commenda di collazione pontificia, venendo affidato a illustri prelati che tuttavia non soggiornavano nell'abbazia. Un'eccezione fu Pietro Bembo, l'umanista, che invece più volte risiedette a Villanova. Nel 1562, finalmente, l'abbazia tornò in possesso dei monaci benedettini, venendo affidata agli olivetani di Santa Maria in Organo, che la tennero fino al 1771, quando fu soppressa dal Senato veneto. In questi secoli il complesso monastico passò anche in mano ai privati, salvo poi tornare ad essere parrocchia nel 1949, quando Pio XII, in riconoscimento dei meriti dell'abate Don Giuseppe Dalla Tomba, ridiede alla Chiesa la dignità parrocchiale, incardinandola nella diocesi di Vicenza. L'abbazia di Villanova, pur trovandosi nella diocesi di Vicenza, parla un lessico architettonico tipicamente veronese. Ciò è evidente già negli splendidi giri absidali che dominano la testata orientale della chiesa. In modo particolare le cappelle centrali e settentrionale, con questa splendida alternanza fra il bianco della pietra e il rosso del mattone, creano questo effetto bicromo così particolare, che sarà caratteristico di tutte le più importanti fabbriche urbane di Verona, dai primi esempi di San Lorenzo e di San Fermo fino a quelli più maturi del XII secolo della cattedrale e di San Zeno.
imponente e massiccio campanile dell'abbazia, con la sua caratteristica forma, si impone alla vista di chiunque giunga qui, sia da Vicenza sia da Verona. L'imponente annesso fu eretto nel 1149 dall'abate Uberto di San Bonifacio, come ci ricorda una preziosa iscrizione tracciata su un concio nel lato orientale della torre. La struttura si erge su una base potentissima di quasi 9 metri per lato in sola pietra. La parte superiore, con la cella e le sue trifore archi acute e l'immensa guglia a forma conica, fu eretta dall'abate Guglielmo da Modena fra la fine del 300 e l'inizio del 400 e fa raggiungere al campanile un'altezza di circa 40 metri. Sebbene la grande mole della torre abbia fatto pensare a molti che sia sorta come bastione difensivo, la faccia occidentale del campanile ci mostra in maniera perfetta il rapporto fra questa struttura e la chiesa. Possiamo infatti vedere come il profilo del campanile assecondi la fiancata della chiesa e si vada a restringere in corrispondenza della linea di gronda proprio della chiesa, dimostrando inequivocabilmente la sua posteriorità rispetto al corpo di fabbrica ecclesiale. La struttura ecclesiale era sicuramente completa nel 1135, quando il conte Alberto di San Bonifacio dettò il suo testamento. Questa datazione però può essere anticipata di qualche decennio guardando le murature della chiesa. Nel fianco settentrionale, infatti, è visibile questa fenditura obliqua che parte dalla linea di gronda e giunge allo spigolo della facciata, che ci mostra come l'abbazia abbia subito un crollo. E quando avvenne ciò? Ciò avvenne nel 1117, anno del terribile terremoto che colpì la città di Verona. Entro quella data, quindi, l'abbazia era sicuramente completa. Il 3 gennaio di quell'anno crollò l'intero prospetto di facciata che fu in seguito ricostruito. La straordinaria veste interna dell'abbazia, nella sua incredibile suggestione architettonica, ci mostra ancora le modifiche che la chiesa subì dalle sue origini nel XII secolo fino alle aggiunte apportate dagli olivetani fra il 600 e il 700. L'interno dell'abbazia subì una grande opera di riassestamento ad opera degli olivetani, per fini prettamente estetici più che cultuali. Nelle navate laterali furono aggiunti 2 altari barocchi, quello a sud, dedicato a Sant'Agata con la pala, che narra il martirio della Santa Siciliana, realizzata da Felice Boscarati, quello a nord, detto della Pietà, con il Vesperbild, questo gruppo scultoreo di origine oltralpina, che mostra la Madonna che tiene in grembo il corpo del figlio morto, opera dello scultore Egidius von Weiner Neustadt o di un membro della sua bottega. Il presbiterio fu provvisto dell'ampio scalone che ancora oggi lo contraddistingue, con le balaustre che si svolgono anche ai lati, mentre il tetto fu coperto da queste volte a vela molto candide che celano sotto di loro l'originaria copertura a travi lignee. Il capitello nella prima colonna settentrionale è davvero straordinario, poiché si rifà a modelli giustinianei del VI secolo. Il calato è caratterizzato da spicchi, chiamati spicchi di melone, che sono percorsi da foglie d'acanto spinoso
che fanno di questo esemplare un unicum nel panorama artistico italiano. Nel fianco meridionale della chiesa si svolge uno straordinario ciclo pittorico che ci racconta la vita del padre del monachesimo occidentale, San Benedetto, secondo quanto ci narra nei suoi dialogi Gregorio Magno. Le pitture furono realizzate da Martino da Verona, o da un pittore del suo ambito, agli inizi del 1400 e si svolgono ininterrottamente dalla fiancata della chiesa alla controfacciata per un totale di 18 riquadri. Le scene narrate, che vanno dalla partenza per Roma di San Benedetto, al suo eremitaggio nel Sacro Speco, ai suoi miracoli, alla fondazione di Monte Cassino e alla morte, sono straordinarie perché rappresentano la più ampia narrazione di epoca medievale riguardante la vita del santo da Norcia, giunta fino a noi. Nell'area presbiterale della chiesa sono murati gli stemmi dei conti di San Bonifacio, lo scudo con la scritta Conte e la stella a 6 punte. Non è certo un caso che nell'area più sacra e più rilevante dal punto di vista liturgico ci siano proprio gli emblemi dei fondatori e protettori dell'abbazia. Quest'area durante il 300 fu arricchita da una serie di pitture di carattere giottesco che comprendevano tutto l'ambiente del presbiterio, di cui oggi purtroppo sono rimasti alcuni lacerti. Un pannello devozionale che prevedeva forse una Madonna in trono col bambino e un riquadro a finta tappezzeria che culminavano nella rappresentazione del Cristo Pantocrator nel catino dell'abside maggiore, oggi coperta dal San Benedetto in gloria settecentesco. Nel versante meridionale del presbiterio si trova la celeberrima tavola seicentesca del San Michele Arcangelo, recentemente attribuita al pittore greco Theodoros Poulakis, massimo esponente della scuola cretese. La tavola è dominata dalla raffigurazione del San Michele, che tiene in mano la bilancia, che lo qualifica come psicopompo, colui che pesa le anime, e dalla spada infuocata, ed è sormontata dall'incoronazione della Vergine Maria. Il San Michele è circondato da un affastellarsi di santi orientali e occidentali, secondo un periodare che è proprio tipico del Poulakis. L'abside centrale della chiesa trova il suo punto focale nella grande ancona in pietra di Nanto, che fu commissionata allo scultore Antonio da Mestre dall'abate Guglielmo da Modena. L'opera è dominata nella parte centrale dalla figura di San Pietro, abbigliato con i paramenti papali e circondato da una serie di santi. Da sinistra possiamo vedere San Paolo, San Benedetto che sta presentando allo stesso San Pietro l'abate Guglielmo da Modena, Sant'Andrea e infine San Nicola. Nella parte superiore dell'opera sono presenti le storie dei Santi Pietro Andrea e le storie di Sant'Agata, e nella parte alta invece si stagliano dei pinnacoli tipicamente gotici. La torre campanaria è stata oggetto di un recentissimo intervento di restauro, fortemente voluto dall'abate Don Giorgio Derna e compiuto dall'architetto Irnerio De Marchi fra il 2015 e il 2016. Queste operazioni hanno ridato luce al magnifico interno della torre, permettendo anche l'accesso alla grande cella voluta da Guglielmo da Modena.
Salire sul campanile dell'abbazia è come compiere un vero e proprio viaggio nel tempo, dalla base del 1149 alle aggiunte duecentesche e trecentesche, fino alla grande cella voluta dall'abate Guglielmo da Modena fra la fine del 1300 e l'inizio del 1400. Le grandi trifore che si aprono sul paesaggio circostante a 360 gradi sono sormontate dalla svettante guglia conica. La cripta dell'abbazia conserva ancora il suo suggestivo aspetto romanico, con questa selva di colonnine sopra cui stanno i caratteristici capitelli a spicchi di melone, che reggono le volte a crociera con gli archi a sesto ribassato. Questo ambiente è un vero e proprio ricettacolo di opere d'arte che percorrono tutte le epoche, dall'età romana, con le lapidi rinvenute nei pressi dell'alveo basilicale, all'alto medioevo, con il celeberrimo Pluteo nell'absidiola settentrionale, al 400, con il dittico dell'Annunciazione di Antonio da Mestre, che segna la svolta tardogotica compiuta dall'artista lagunare nell'ultima parte della sua carriera, fino agli affreschi con le storie di Sant'Agata. Tutte queste opere fanno della cripta un vero e proprio scrigno sotterraneo, un museo nascosto. Nell'abside settentrionale della cripta è conservato il celeberrimo Pluteo alto medievale. Quest'opera, realizzata agli inizi del IX secolo e che si trova in un perfetto stato conservativo, mostra una simbologia eucaristica con i due pavoni che si abbeverano ad un cantaros da cui spunta la croce, che allude al sacrificio di Cristo. Nella parete settentrionale si trovano invece i pannelli pittorici con le storie di Sant'Agata, compiuti da un pittore dell'ambito di Giovanni Badile nei primi decenni del 400. La prima lunetta mostra il processo che la santa subì al cospetto del console Quinziano. La seconda lunetta ci mostra invece due episodi, il martirio della santa siciliana e San Pietro che va in carcere e la guarisce. Il chiostro dell'abbazia, sebbene sia attestato come esistente già nel XII secolo, è stato completamente ricostruito a cavallo fra il 3 e il 400 dall'abate Guglielmo da Modena. Di questa vasta operazione rimangono le due ali con le grandi aperture archiacute del tutto simili a quelle del campanile. Proprio per questo intervento i contemporanei dell'abate Guglielmo da Modena vollero lodare la sua intraprendenza celebrandolo con un'iscrizione tuttora murata nel fianco meridionale dell'abbazia. Salendo il grande scalone barocco nell'ala orientale del chiostro, si giunge in questa piccola stanza. Questo ambiente, che oggi è molto significativo perché era appunto la stanza del venerabile Giuseppe Ambrosini, sepolto nella cripta dell'abbazia, nacque originariamente per volontà del celebre letterato e umanista Pietro Bembo, che mentre era abate commendatario di Villanova, volle installarvi il proprio studio tra gli anni 30 e 40 del Cinquecento e lo fece proprio in questa stanza, coperta da queste volte lunate tipicamente cinquecentesche. Nell'ala occidentale del chiostro si trova un piccolo ma straordinario museo geopaleontologico. Questo ambiente, originariamente, faceva parte degli annessi del monastero e mostra ancora nelle pareti degli straordinari lacerti pittorici trecenteschi.
Salendo nei piani superiori del chiostro si entra, fra le molte stanze, nell'antica foresteria. Questo ambiente fu ridecorato negli anni '20 del Cinquecento, probabilmente proprio da Pietro Bembo, che commissionò questa pittura di foggia tipicamente rinascimentale, con questi putti alati che corrono lungo la linea d'imposta del tetto e un tempo dovevano circondare tutte le pareti della stanza. Nel 1771 il monastero di Villanova fu soppresso dal Senato Veneto, che ne incamerò tutti i beni cedendoli in mano a privati. Nel corso dei decenni successivi, fortunatamente l'abbazia recuperò gran parte dei suoi possessi, ma la grande corte rurale che si apre a meridione del chiostro non tornò mai in possesso dell'abbazia. Questo grande ambiente, oggi trasformato in un complesso residenziale, con le barchesse, la torre colombara e tutti gli ambienti dove i monaci svolgevano le loro attività lavorative, ci mostra ancora la magnificenza stupefacente di questo straordinario complesso architettonico.